Siamo all'armadio del povero della Brunella, con la signora Santa Lore, che è la responsabile proprio di quello che ora è conosciuto come il guardaroba, dove numerosi volontari e persone di buon cuore varesini portano quello che è ancora in ordine e può essere riutilizzato da altre persone che cercano proprio di vestirsi con quello che riescono a trovare, ma che sia comunque qualcosa di più che decoroso e in buono stato. Signora Santa, quante persone passano qui ogni giorno o in quali giorni arrivano? Allora, i giorni sono il lunedì per le famiglie e le donne, il mercoledì gli uomini, il giovedì abbiamo gli uomini che sono proprio quelli per la strada, che hanno bisogno anche delle docce, poi fanno le docce, poi gli diamo anche un completo di vestiti, e il venerdì abbiamo ancora le donne. Il lunedì le donne non pensano solo per loro, ma hanno anche la famiglia alle spalle, quindi pensano anche per i mariti, per i bambini, e quindi abbiamo questa impostazione di orari. Noi del magazzino, perché siamo distribuiti in due settori, diciamo così, volontari del guardaroba, un gruppo che si occupa del magazzino, tutta la roba che arriva il martedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30, tutte le persone che ci vogliono aiutare portano la loro roba e noi la sistemiamo, adesso poi le farò vedere i volontari che lavorano, la puliamo, la organizziamo, eccetera, e la sistemiamo sugli scaffali. Poi c'è un altro gruppo che appunto lavora questi giorni che le ho detto, il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, che consegna ai poveri. Succede a volte anche al mattino che noi siamo qua, che arriva qualche povero che magari ha i piedi bagnati, c'è freddo, ha i pantaloni rotti, allora noi di emergenza le diamo qualcosa, però tutto il flusso avviene il pomeriggio, tutti i pomeriggi. Questo è il posto della distribuzione. Noi per il Covid abbiamo dovuto passare all'esterna la distribuzione, ma adesso piano piano noi poi rientreremo qui. Praticamente i poveri entravano qui, si sedevano e noi in questo posto praticamente distribuivamo. Questa struttura l'abbiamo fatta quando il guardaroba, che è antico, dal 1938, ad opera di questi francescani che sono venuti a fare la caritativa alla Brunella, quindi è nata la chiesa e tutto il posto è nato come caritativa. Questi francescani appunto venivano e consegnavano un mestolo di minestra, un cappotto, una giacca, quello che davano. Esatto, esatto. Poi nel tempo sono passati ai francescani e, no, volevo dirle che questo è proprio il posto diciamo storico dei francescani, dei frati che hanno iniziato in questo posto. Infatti quando noi abbiamo restaurato l'armadio ci siamo chiesti ma non c'è neanche una presa per poter mettere qualcosa, perché era proprio nato come magazzino. Poi quando siamo passati alla Casa della Carità abbiamo ristrutturato, una signora gentilmente ci ha offerto tutta questa struttura perché avevamo un piccolo tavolino, esatto, quindi abbiamo creato questa struttura per creare un ambiente più bello, anche perché anche i poveri hanno diritto alla bellezza, hanno una loro dignità come l'abbiamo noi.